205.000 euro, più della metà della cifra necessaria a sostenere l'operazione in Florida per permettere al piccolo Joe di correre e camminare come i suoi coetanei. Un traguardo che mamma Erika ci ha comunicato al telefono con una commozione infinita, felice e incredula, ma ancora più forte, perché si è resa conto di non essere sola, di lottare accanto a tante persone che la stanno sostenendo. Siete tutti voi telespettatori che affiancate il nostro gruppo Media Nord-Est in questa gara di solidarietà per Giovanni e la sua famiglia. Una famiglia che è stata protagonista della puntata del lunedì dei Veneti Schiacciati, ospiti di Mirella Tuzzato. Cosa è successo nella tua vita? Pensavi mai di trovare e di vedere tanta solidarietà, Erika? No, io ci speravo, ma non l'avrei mai pensato di trovarla, perché al giorno d'oggi ci fa fatica a credere in queste cose, perché ci sono tante anche fregature. Esatto. Però io quando ho iniziato tutto questo ho detto ci voglio mettere oltre al cuore anche la faccia io, e ci voglio mettere anche Giovanni e tutta la mia famiglia. E infatti ad ogni manifestazione, ad ogni evento, in qualsiasi momento noi corriamo perché vogliamo proprio essere presenti anche nella parte organizzativa di tutte queste cose. Un grande esempio, quello a cui stiamo assistendo tutti, rinnovato anche domenica al Mercante, dove sono stati raccolti altri 1.000 euro con gli ormai famosi biscotti di Joe, e la corsa a quota 400.000 continua serrata. E proprio durante la puntata dei Veneti Schiacciati, colpo di scena, perché a sorpresa il piccolo Joe e la sorellina Miriam hanno portato a mamma Erika fiori e cioccolatini per festeggiare il suo compleanno, un compleanno condiviso con tutta la tribù del nostro gruppo televisivo. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Erika, tanti auguri a te. Bravissima! Perché questa sera, eccolo il Gio che si sente. Auguri di cuore da tutti noi.